È stato inaugurato questa mattina a San Donà di Piave il lavoro di riqualificazione di Viale Libertà, dopo un intervento durato 7 mesi, da maggio a fine dicembre, e un costo complessivo di 785.000 euro, di cui 240.000 attinti da risorse europee tramite il progetto Energy Care, rivolto alla riqualificazione e alla riduzione dei consumi energetici. In questo intervento, che per noi ha riguardato la mobilità, c'è tutto. C'è la nostra visione di città futura, c'è il contrasto ai cambiamenti climatici, quindi ci sono azioni concrete che noi abbiamo in qualche modo previsto all'interno del PAESC, il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, che è uno strumento però solo di pianificazione che abbiamo adottato il 12 novembre. I parcheggi che vedete in parte con materiale drenante, le alberature che hanno uno spazio vitale attorno che può consentire di crescere in tutta la loro bellezza e grandezza. Il favorire la mobilità ciclabile e pedonale al posto delle auto è la grande sfida che ci aspetta per il futuro ed è una sfida che io spero che i più grandi, ma soprattutto i più piccoli, riescano a cogliere. E poi c'è una grande attenzione alla sicurezza. Presidente Turchetto, per la questione mobilità degli autobus, com'è questa nuova soluzione? È una soluzione che è stata condivisa con l'amministrazione, abbiamo fatto moltissimi incontri, anche prove con mezzi per capire raggi di curvatura, se c'erano criticità, eccetera, eccetera. Direi che quindi quello che è stato realizzato è assolutamente condiviso da TVO. Come le sembra quest'opera? Bellissima, e voleva fatta prima però, per i bambini, soprattutto per i bambini che vanno a scuola, perché sono pericolo qua. Quelle macchine che corrono adesso. Come le sembra, signora, questa via nuova? Bellissima, a me piace, sicura per le biciclette, bella. Un progetto che vede dunque il favore di una parte di cittadini e dell'azienda di trasporti del Veneto orientale, ma che trova ancora su posizioni lontane l'opposizione politica. Quando si fanno i lavori probabilmente sulla città servono farli. Si è contestato il modo di fare questo lavoro, quindi gli alberi che probabilmente si potevano anche salvare, il modo di togliere tutti i parcheggi selvaggiamente così, come si vede sono a pagamento quasi tutti ormai, e la cosa poi più preoccupante, ma l'abbiamo sempre dichiarato fin dal primo giorno, sono le piste ciclabili fatte in questa maniera, cioè le piste ciclabili adiacenti alla carreggiata sono pericolosissime. Io credo che noi dobbiamo ricominciare a riappropriarci della strada, ma in senso serio. Quindi in questa strada soprattutto vanno rispettati tutti gli usufruitori della strada, e in particolare i più deboli. Quindi la macchina non deve prevaricare la bici. Ricordiamoci sempre che qua siamo in zone 30. Nelle zone 30 potrebbero anche non esserci le piste ciclabili, perché è una zona di condivisione in cui tutti si prendono cura dell'altro. E quindi io mi auguro che in questa via ci possa essere un maggior rispetto a quello che mancava sicuramente prima dell'intervento.